Bentornati a questa seconda parte del nostro speciale dedicato ai paesi di Verona. Abbiamo visto prima insieme a Davide Peccantini la storia, insomma alcune particolarità di Pescantina, e allora adesso siamo pronti per addentrarci un po' più nelle bellezze storiche e architettoniche di questo paese, insieme ovviamente al nostro Francesco Castioni, storico dell'arte e guida turistica. Buonasera Francesco. Buonasera Giorgia e un saluto a tutte e a tutti. Allora, bene, anche stasera andiamo a dare un'occhiata un po' a queste bellezze dei paesi della provincia, perché abbiamo già visto con i primi paesi che abbiamo visitato, sono veramente tante. E allora partiamo pure, a te la parola. Grazie mille Giorgia. Allora, di nuovo un velocissimo cappello, una velocissima introduzione anche su Pescantina. Perché Pescantina, bene o male, è proprio l'ingresso di Policella ed è in una posizione un po' particolare, perché la Valpolicella, diciamo così, dai tempi della Scala, ha sempre voluto fare per conto suo. Nasce infatti all'epoca di Can Grande la contea di Valpolicella, che poi è praticamente una regione, diciamo così, autonoma anche sotto la Repubblica Veneziana, e si vedono alcune peculiarità, alcuni unicum, alcune veramente fatti curiosi, particolarmente gustosi all'interno della storia di Pescantina, dettano nelle chiese. Allora, quando ho analizzato velocemente la città di territorio, ho notato moltissime argomenti, moltissime storie di cui volevo parlare. Ville, ce n'è una marea, castelli, non ne parliamo che di fortificazione o di altro. Invece mi sono voluto concentrare su due piccole chiese: la chiesa Lucia di Polla e la chiesa di San Michele di Arcè. Perché? Perché effettivamente, a parte che è strano trovare così tante chiese romaniche, oltre infatti al Duomo San Lorenzo che è in centro al paese, queste due sono due chiese romaniche, dicevo, trovare così tanti esempi di chiese romaniche in uno spazio così relativamente piccolo, ma perché a sua volta di Santa Lucia e la chiesa di San Michele hanno delle peculiarità, hanno diciamo così, dei simboli talmente unici, talmente curiosi, che ho voluto assolutamente parlarvene. E ecco qua. Yes, perfetto, questa è la chiesa di Santa Lucia. Allora, come potete vedere dall'immagine, non è San Zeno, non è enorme, non è una chiesa straordinariamente imponente, eppure al suo interno ha delle peculiarità ulteriori. Intanto contestualizziamola. Perché parliamo di romanico? Perché le prime notizie che abbiamo di questa chiesa risalgono al 1100-1200 grosso modo, e anche gli affreschi che si trovano sono in realtà di un secolo successivo. Però a sua volta mi fa capire che il nome di Paul diventa importante, o perlomeno diventa asino vero e proprio, soltanto a partire dal 1100, verso la fine del 1100. La presenza della chiesa mi fa capire anche che l'abitato iniziava ad avere dei diritti, cioè la gente che abitava lì dentro diceva: noi vogliamo qualcosa di più, vogliamo crearci una chiesa. E lo stesso fatto che sia scata con questo tipo di immagini ci fa capire qualcosa di particolare. Esattamente, questa è Santa, che è una raffigurazione molto particolare, perché di solito la santa viene raffigurata con la ruota del martirio, e invece ha un libro e sta discutendo con un altro santo al suo fianco, cioè Sant'Antonio Abate. Ora, è particolare questione, appunto perché è raro vedere Terina chiacchierare con un altro santo. È gustoso, molto curioso che la tradizione popolare abbia attribuito a questa immagine, cioè l'immagine di Santa Caterina, diciamo così, l'effetto benefico, la magia, ecco, che se tu vedi Santa Caterina in quella giornata, se tu vedi Santa Caterina, se tu sei un Caterina, non morirai mai avendo peccati, per cui avrai sempre una, diciamo, passare privilegiato, avrai un VIP access per il paradiso. Ma non solo questa, c'è un'altra immagine che voglio farvi vedere, ed è esattamente questo bellissimo San Cristoforo. A sua volta San Cristoforo era un santo, conoscete la leggenda di San Cristoforo, che è il santo gigante che traghetta Gesù Cristo, Gesù bambino, da una parte all'altra del fiume. Il fatto che è simpatico
notare che Santa Lucia di Pol è letteralmente a Fare Adige, quindi la collocazione è particolarmente sentita, particolarmente viva. Bene, anche San Cristoforo è un santo ad un'altra tradizione che dice che nel giorno in cui tu vedrai San Cristo sicuro non morirai. Quindi posso dare una buona notizia a tutti gli spettatori e le spettatrici: state tranquilli, è meglio di aver firmato un'assicurazione. Beh, allora, meno male. Adesso sorrido anche perché è molto bello vedere che queste immagini spesso hanno una doppia chiave di lettura. Ci sono delle immagini che sono chiedo scusa, quando un committente chiede di fare un certo tipo di immagine, di solito ha i suoi motivi che noi non possiamo più conoscere. Il 99% dei quadri dei dipinti devozionali sono dedicati tanto o a un altro, perché il committente si chiamava in un modo o in un altro. Quindi spesso quando vediamo un San Francesco è perché il committente, indovina un po', si chiamava Francesco. Bravissima Giorgia. È incredibile. Dico, ci sono altri santi, altre rappresentazioni che a volte hanno un altro significato, a volte sono delle grazie ricevute. Quella volta che mi si è salvata per uno motivi, posso aver raffigurato San Biagio, il protettore della gola. Quel per morire annegato nel fiume e mi sono salvato, tac, posso pagare per un affresco per San Cristoforo e così via. Ecco. Però c'è un'altra cosa che diciamo così uno storico dell'arte va a esplorare, bravissima, ed è proprio questo. All'interno degli affreschi di Santa Lucia, in cui si affianca appunto la devozione con la tradizione, diciamo così, abbiamo anche l'immagine giustamente di Santa Lucia. Bene, qui la santa ha qualcosa di molto particolare. Non so se vi ricordate la diretta che abbiamo fatto sul paesino di Santa Lucia, dove la santa tramite la santa di solito viene raffigurata senza gli occhi, perché la sua tradizione la lega all'oscurità. Bene, in questo caso invece gli occhi ce li ha. Perché? Perché sembra che a Verona, a Brescia e nella Val Camonica la tradizione di raffigurare Santa Lucia orba, letteralmente a occhi, nasca a partire dalla fine del 1300, cioè quando anche nasce la tradizione di portare alle bambini. Ecco, beh, questo riferimento comunque alla Val Camonica e a Brescia mi tocca proprio personalmente, quindi ti ringrazio per aver citato anche le mie terre natali. Comunque andiamo avanti e ecco, sì. C'è un'altra chiesa, come dicevi tu all'inizio, giustamente. Precisamente. Abbiamo San Michele in Arcè. Eccola allora, qui. già il nome è particolare, perché San Michele in Arcè, intanto Arcè cosa indica? Di solito in latino arx arcis indica proprio una fortificazione, un baluardo possibile. Molti non è possibile, molti degli studiosi che ho citato che ho studiato per parlare di questa diretta dicono che è possibile che ci fosse appunto una fortificazione, che avrebbe completamente senso in Riva Adige di più. San Michele è un santo guerriero, un santo è il santo che poi nel giorno dell'Apocalisse combatterà contro il drago, e proprio la chiesetta di San Michele, un altro piccolo gianico veronese a Pescantina, secondo me è un po' l'idea di protezione, di cura, di attenzione, appunto, di tutela nei confronti della popolazione di quel posto. Se guardate infatti la chiesa, a parte il fatto che già di per una piccola funzione, ha delle altre peculiarità, ovviamente San Michele all'interno, che è sempre raffigurato armato, è sempre raffigurato con una lancia che serve per uccidere il demonio, e anche in questo caso ha l'attributo della bilancia, perché poi quando appunto può esserci guardati San Cristoforo e non lo guardiamo, e quando Santa Caterina il suo dovere di lasciarci un passo per ripartire, ci troviamo di fronte a Arcangelo, perché con la bilancina pesa le anime dei defunti. Chi sarà più leggero, chi sarà più pesante andrà giustamente da un'altra parte, chi sarà più leggero andrà per il paradiso. San Michele è armato, è primo così, è un guerriero, ma è anche così il custode del paradiso. Ma c'è una cosa in più ancora più interessante. Se guardate sull'arco d'ingresso della laterale, praticamente la porta che dà verso meridione, quindi la porta che si affaccia verso l'Adige di questa chiesa di San Michele,
c'è un'antichissima iscrizione che è il Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Questa iscrizione è una delle frasi magiche più antiche che si conoscano al mondo. Ho letto per preparare questa diretta una serie di divertenti studi di divertenti idee, rappresentazioni su che cosa voglia dire Sator, che probabilmente non vuol dire nulla se non abracadabra. Però perché è così particolare? Ho creato un piccolo approfondimento per vedere qual è la sua peculiarità. Allora, qua si vede in linea, ma di solito si vede come sotto forma di quadrato, così. Che cosa ha di particolare? Allora, una traduzione molto veloce è Sator, quindi l'agricoltore Arepo tiene in rodone l'opera, cioè tiene i campi che vadano. Poi, ripeto, ci sono 1,5 miliardi di interpretazioni che non ci interessano più di tanto. Però del Sator è che si può leggere in tutti i stati. Con la prossima immagine abbastanza esatto, si può da in alto a sinistra a in basso a destra, oppure si può leggere quindi da in basso a destra a in alto a sinistra. Notate? Sator Arepo, dal basso all'alto, Tenet Opera Rotas, o ancora dall'alto verso il basso, sempre da sinistra a destra, o di nuovo da sinistra a destra, però dal basso verso l'alto. Questo è uno dei motivi per cui è considerato una vera e propria formula magica già all'epoca dei Romani. Formula simile si trova infatti bene, la probabilizzazione di questa formula magica in forma lineare comunque sulla porta a sud della chiesa di San Michele probabilmente era un'ulteriore protezione, una sorta di amuleto nei confronti dell'Adige, che continuando ad esondare era comunque un pericolo per la vita e gli affari ovviamente delle persone che abitavano a San Michele in Arcè. E con quest'ultima conclusione vorrei lasciarvi, ma prima di invitarvi sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook, Francesco Castioni, dove oggi pubblicherò un veloce approfondimento sulla storia di Beh, Francesco, veramente quest'ultima parte dedicata a questa iscrizione è veramente incredibile, pazzesco e super interessante tra l'altro. Cioè, sono delle cose a cui non fai caso, e quindi veramente grazie per avercele raccontate, per averci raccontato e per averci portato un po' in questo mondo di mistero, magia, come hai detto tu, visto che è una formula magica. Insomma, veramente, veramente bello. Pescantina ci ha riservato delle belle sorprese oggi, quindi assolutamente grazie. E a questo punto ti darei appuntamento alla settimana prossima con Negrar di Valpolicella, come ci ha annunciato Davide prima. La volta prossima, invece che bermi un po' d'acqua prima della diretta, berremo un bel camarone. Direi che si potrebbe iniziare così effettivamente la puntata, assolutamente sì. Un bel aperitivo così Esatto. Perfetto. Bene, grazie Francesco, ciao, alla settimana prossima. Grazie a te Giorgia e un saluto a tutte e a tutti, vi aspetto. Benissimo, e allora vi salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, quindi con Negrar di Valpolicella. Nel frattempo, se vi siete persi le puntate precedenti, le potete trovare come sempre sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook Radio Adige TV. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.